L'amministratore locale ospita il profugo e lo sostiene il tempo strettamente necessario per garantire una formazione di base a partire dalla lingua. L'immigrato in cambio deve contribuire con un aiuto nei lavori di pubblica utilità a scelta dei comuni. È questo il piano proposto dalla provincia di Venezia al vertice sul caso profughi, un piano di inserimento che cade proprio nel giorno in cui arrivano nel veneziano altri 79 immigrati da distribuire in tutto il territorio. Da 40 a 46 euro il contributo che ogni comune deve gestire per ogni profugo, e a calcolare l'esborso per l'emergenza immigrati ci ha pensato la Fondazione Leone Moressa di Mestre, rapportandola con il numero di immigrati in arrivo. Venezia ne abbiamo 429 con 17.178 euro. In teoria la spesa è sostenuta dal governo. Il governo ha assicurato la copertura del costo dell'accoglienza. Comune e regione attualmente non dovrebbero sostenere alcuna spesa in merito. Sulla destinazione, su quando arriveranno questi soldi, poi si attenderà di sapere modalità e tempistica. I comuni dove l'accoglienza sarà maggiore sono Venezia, al top assoluto a livello regionale con 135 immigrati, Chioggia, Sandona di Piave, Mira e Mirano. Nel frattempo la tensione istituzionale è elevata. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha revocato la designazione di Roberto Tonellato a commissario straordinario per l'emergenza profughi in Veneto. Una decisione, precisa Zaia, dettata dal fatto che di fronte a un problema di applicazione di norme internazionali, il problema profughi venga utilizzato creando evidenti difficoltà istituzionali e ambientali a chiunque cerchi di operare nel rispetto delle legislazioni vigenti.